Volevamo a tutti i costi i 3 punti e sapevamo che avremmo affrontato una squadra che avrebbe dato il massimo di quello che hanno in questo momento, quindi dovevamo subito capitalizzare fin dall'inizio quelle situazioni che ci sarebbero accadute e quindi siamo andati bene. 4 gol, sì, tutte su azione, di buona fattura, penso che insomma si vedranno. E adesso è un piccolo step in avanti rispetto alle prestazioni che abbiamo fatto in Coppa e alla prima di campionato. Sapevamo che con l'arrivo, ovviamente giocando Simone Guaiana, avremmo avuto un terminale offensivo su cui appoggiarci in alcune situazioni e soprattutto lui è bravo quando poi riesce a prendere lo spazio. Simone, io in queste 7-8 settimane che sono qui l'ho visto poco e niente, è un ragazzo che ha fatto grandi sacrifici oggi per stare in campo, perché ha visto le difficoltà che avevamo negli ultimi 20 metri per cercare di vincere le partite. Sì, ha fatto dei gol bellissimi, perché gli altri possono sembrare banali, ma trovarsi in quelle situazioni devi avere anche un po' il senso della posizione e devi essere un attaccante. Abbiamo messo dall'inizio Momo Seria, è un ragazzo del 2005 che viene dalla Serie D del Nord Italia, giocava alla Casatese. È un ragazzo che ha qualità, però era la sua prima esperienza in un campionato diverso come l'Eccellenza Siciliana. Ovviamente lì in una Serie D ci sono dei ritmi diversi, con una qualità e con anche delle situazioni di gioco diverse. Però sia lui che Giallò e Diop hanno dato un grossissimo contributo. Io penso di avere adesso una rosa che mi darà comunque la possibilità di scegliere anche domenica su domenica. Bagheria, adesso ci prepareremo bene in questa settimana cercando di andare a fare una partita forte. È stata prima di tutto, appunto, come hai detto tu, una giornata speciale. È speciale perché è il compleanno di mia figlia che fa 1 anno. Ci tenevo a dedicargli questi gol, ma non solo. Dedicare questi gol a questi ragazzi, a questo gruppo che stiamo cercando di creare pian pianino, perché se lo meritano veramente. Il mister, che è sempre stato comprensivo, mi ha fatto, e grazie a lui anche che mi ha dato il tempo giusto per poter allenarmi senza forzare, quindi dedico questa giornata così importante e bella, perché con una tripletta per un attaccante è sempre bello, la dedico tutta a loro. È stata appunto un'azione partita bene e chiusa ancora meglio. È stato un gol che me lo ricorderò, perché non è facile per un attaccante coordinarsi in una frazione di secondo e metterla sotto il set. Però appunto è stata la palla mi è rimasta lì, l'ho stoppata bene, l'ho messa là. Ancora abbiamo tantissimo da lavorare. Noi siamo partiti un po' in ritardo per varie vicissitudini. Non è facile quando hai 6 ragazzi che non conoscono la categoria, dei ragazzini che sono arrivati la scorsa settimana, noi grandi, tra virgolette grandi, perché la squadra comunque è abbastanza giovane, che ci stiamo per conoscere, ancora dobbiamo fare gruppo, abbiamo tante cose su cui lavorare, però società e mister non ci fanno mancare niente, appunto il mister ha esperienza, quindi sono sicuro che possiamo toglierci tante soddisfazioni e dire anche la nostra in questo campionato. Io lo ringraziare, lo faccio anche pubblicamente, sempre il mister Mione, che per me è stato anche più di un mister. Giustamente il San Vito avevo lasciato qualcosa in sospeso, mi ero ripromesso che un giorno sarei ritornato qua, e quest'anno, quando mi hanno poi contattato, non mi è stato così difficile scegliere. Pensiamo a divertirci oggi, a goderci questa vittoria. E poi da martedì, come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, come se non avessimo fatto ancora niente. 0-0, si riparte, nuova partita, nuovi 90 minuti, cerchiamo sempre di dare il massimo. Questa è una maglietta particolare, come ho detto all'inizio, è il suo primo compleanno, e gli ho regalato 3 gol e la festa.